Dobar dan, lepo pozdravljeni. Začenjamo s popoldanskim programom na Slofestu. Buon pomeriggio, benvenuti. Iniziamo con questo programma pomeridiano dello Slofest. Io invito a unirmi con me sul palco i tre giovani protagonisti del film, del cortometraggio che vedremo tra poco. Vabim na oder, glavne akterje tega kratkega filma, ki si ga bomo prav ogledali čez malo, se pravi Giacomo, Miha in Mattei. Torej, z mano so Miha Stavar, Matej Di Marcantonio in Giacomo Buzzai. Z njimi pogrešamo pravzaprav damo, ki je upravljala ritem teh treh fantov, ki se imenuje Gaja Meton in letos se je odločila za študij v Ljubljani in je zato danes se vrača iz Ljubljane šele danes. Naši fantje in Gaja so bili letos prostovoljci, mladoletni prostovoljci na Zvezi slovenskih kulturnih društev in so z nami sodelovali v sodelovanju z Združenjem Arci Servizio Civile. I tre ragazzi accanto a me manca la protagonista femminile che ha diretto il ritmo di questi giovani, che ha deciso di studiare un anno a Ljubljana, quindi sta ritornando da Ljubljana in questo momento. Hanno svolto quest'anno il servizio civile solidale presso l'Unione dei Circoli Culturali Sloveni, in collaborazione con l'Arci Servizio Civile. Ci proporranno un breve film, un breve video che hanno ideato e diretto da soli. Nam bodo predstavili en kratek video, ki so si ga zamislili in tudi snemali čisto sami, z naslovom Trst in Slovenci con il titolo Trieste li Sloveni. Jaz bi vprašal Miho, kako je potekalo snemanje, pravzaprav zakaj gre. Seveda. Mi smo bili prostovoljci, naš projekt se je imenoval Morje ustvarjalnosti in prav zaradi tega so nas spodbudili, da ustvarimo nekaj. In tukaj mojega sodelavca Giacoma mu je prišla ta ideja, da bi intervjuvali naše someščane iz Trsta, Trščane seveda, in da bi tako izvedli, kaj Trščani vedo o slovenski manjšini v Trstu. Uomo show italianski diceva che hanno semplicemente avuto l'idea di fare delle brevi interviste ai passanti di Trieste per chiedere a loro cosa sapessero degli sloveni a Trieste, sostanzialmente. Io volevo chiedere poi a Giacomo chi vi ha aiutato in questo percorso ad ideare sia le domande e poi anche nell'operazione, nello svolgimento delle riprese, si direbbe. Ja, pri posnemanju in pri montaži nam je pomagal Banko Šir. Pri pripravljanju vprašanj in pri nasploh vsem novinarskem delu pa nam je pomagala Poljanka Dolhar. Quindi per la preparazione delle domande ci ha aiutato Poljanka Dolhar, per invece il montaggio e per le riprese ci ha aiutato Banko Šir. In nazadnje še Matej bi vprašal, kako je potekalo samo snemanje, koliko časa, kje ste snemali in kateri je bil tvoj vtis, če si se zabaval ali če so sploh odzivi bili dobri, če ste se trudili dobiti sogovornike ali če so bili ljudje tako odprti, da so vam takoj odgovarjali. Chiedo a Mattei quanto siano durate le riprese, come si sia trovato poi soggettivamente e anche come si sono interfacciati gli intervistati, se hanno avuto delle difficoltà a reperirli, a trovare le domande o se sono stati tutti molto aperti e disponibili. Srečali smo se po šoli v mestu in intervjuvali smo Trščane o manjšini. Nekateri nam niso sodelovali, ampak vsekakor smo na koncu dneva pridobili veliko materijala, ki smo potem predelali in tako je nastal video posnetega. Mislim, da je bilo zelo pozitivna izkušnja, tudi zaradi tega, ker smo se z video editingom smo vsekakor delali in tako smo, ja.
Sì, dopo scuola ci siamo trovati, ci siamo trovati in città e abbiamo deciso di a fare queste brevi interviste alle persone e all'inizio abbiamo ricevuto anche qualche rifiuto, ma poi alla fine abbiamo raccolto tanto materiale e con l'editing abbiamo creato questo video che adesso ci vedremo. Hvala fantje, grazie ragazzi. Cenjena publika, kratki film, Trst in Slovenci, il breve film Trieste e gli Sloveni. E poi alla fine applaudiremo a questi 3 ragazzi che hanno concluso il loro percorso, che sono stati un anno con noi, che ora vanno verso altri orizzonti. In na koncu se jim bomo zahvalili tudi, ker zaključujejo v teh dneh, so že zaključili, pravzaprav so stali z nami na Slofestu, to enoletno izkušnjo in zdaj se usmerjajo proti drugim ciljem, tako da dober ogled, Trst in Slovenci. Prostovoljci z SKD-ja smo imeli dvom, kaj vedo naši someščani v slovenski manjšini. Zaradi tega smo se odločili, da gremo in preverimo. Prima domanda di rito. Sai cos'è la minoranza slovena? Sì, Bene. sono ottimo. degli sloveni che vivono in Italia. Sì, cioè io faccio parte della minoranza slovena, quindi io parlo sloveno come madrelingua. Certo, perché io ho abitato per 25 anni a Opicina. Direi di sì, Conoscete quindi qualche parola, forse tu o te? Ma guarda, Ti insegna qualcosa? Ti ha insegnato? Vai. Sì, dai. Vai, chiedi qualcosa in italiano. Come va? Kako je? Dober dan, solite cose basi. Fantastico. Come si dice buongiorno, so. E come si dice? Dobro jutro. Fantastico. Sdavavo, dober dan. Boh, quelle sì. Vabbè, certo, qualcosa, no? Però mi sa che mi fermo lì. Dober dan. Fantastico. Qualcos'altro tipo... Sto pensando alle robe che mi aveva insegnato Samu. Non mi ricordo. Dober dan. Sì. Proprio quelle basi, Sì, no. certo. No, io sono bilingue italiano-inglese. Quindi proprio non... sì, qualche parola. Sì, per esempio buongiorno, ho già più... ecco, boh. Dopo se hai qualche amico sloveno, qualche parente, sloveno di qua, del Carso, del... Sì, a Picina. No? Una compagna di classe in verità, Sara. Sì, Sara. Ah, bene. Non ci ho mai parlato. No, è il mio ex che era sloveno. Io sono mista, nel senso che ho tutti i parenti sloveni, croati, eccetera, però nessuno ha mai pensato di insegnarmi lo sloveno, quindi sono monca di questa cosa qua. No, io non ho nessun parente sloveno. Poi anche io ho origini slovene, sono di Isola, sì. Non so, io ho mio cugino che comunque fa appunto scuola slovena. Allora, io sono mezzo italiano e mezzo croato, quindi non proprio sloveno. Sì, beh, comunque è una minoranza. E amici ne ho moltissimi, con logico. Sei mai andato a qualche festa tipo Sagre o Smice? No, non sono Carso? Sì, ho Smith, poi... Carnevale a Opicina? No, Carnevale Opicina no, solo Muggia. Beh, ma sempre su in Carso andiamo Anche le sempre, Smith, andiamo sì, sempre sì. in Carso, per cui è norma regola. Cioè, norma regola, veramente. Grazie. No. Qualcosa sul Carso, tipo... No, perché sono più piccola. Io sì, avendo comunque fatto scuole sia elementari che medie e superiori slovene, ho fatto parte, diciamo, di questa vita sociale. Non so se conta banne. Beh sì, allo Smith da più giovane andavo. Sì, però non sono mai entrata all'interno, cioè io ho avuto sempre tantissimi amici, ma non ho mai partecipato attivamente. Sa per caso anche qualche personaggio famoso, più famoso, sloveno? Boris Pahor? Beh, logico. Anche Miran Hrovatin? Sì, direi. Sì. Visto che voi... Sì. Appunto. Della minoranza no, conosco Luka Doncic rispetto al basket. Famosi, diciamo Boris Pahor. Boris Pahor, Ovviamente lo scrittore. Sì. Matti? No. Io proprio no.
Puoi dire anche di no. Direi di no. Grazie. Sì, sentito nominare, insomma ho visto anche cose che ha fatto e tutto, però non ho mai seguito. No, non saprei. Ancora un'ultima cosa, sai cos'è il Narodni Dom? No. Sì. No? Questa è una domanda un po' più difficile, ma ti immagini un futuro per il Narodni Dom? Sai che adesso è tornata la comunità slovena, ti viene qualche idea di cosa potrebbe diventare? Diciamo che hanno tanti progetti in mente da quello che so e sarebbe comunque un punto cruciale sia per raccontare storia che magari fare qualche evento in generale. Bisogna un po' vedere come cosa anche. Sai che no. Vabbè. Mi dispiace, però. L'Hotel Balkan forse. Io spero, allora, ti faccio questa, non è è tipo una mia idea, nel senso che secondo me le minoranze è giusto che ci siano, è giusto che partecipano attivamente alla comunità e che ci sia un'integrazione in tutto e per tutto. Io spero che vi vada bene se voi partecipate, insomma se siete attivi in questo, che vi vada bene e che comunque sia sempre più forte insomma la coesione tra di noi. Grazie mille. No. Hotel Balkan, mai sentito parlare? No? So, benissimo, so. C'è anche il Hotel Balkan. Sì, lo so. Cosa pensa del futuro? Sì. Beh, ma quelli erano regimi totalitari, fascisti. No, ma sì, però del futuro del Narodni Dom adesso. Beh, l'hanno restituito, no? Sì. Beh, è giusto, no?